Intanto i 200 metri maschili sono Qui pronti. seguiremo Stefano Tilli in quarta corsia. È andato bene questa mattina, 21:01, aveva corso in 21:10 a Jerez in Spagna in Coppa Europa. In prima corsia abbiamo Maurizio Federici dei Carabinieri di Bologna, 22enne, in seconda Roberto Tirino del Corpo Forestale, in terza Giovanni Pugioni, impredicato di vestire la maglia della nazionale nella staffetta 4%. Non c'è infatti Sandro Floris, che ha ripreso da una settimana ad allenarsi dopo uno stiramento al quadricipite femorale. Sandro Floris, finalista ai campionati europei di Spalato. Quindi in quarta corsia Stefano Tilli, in quinta Paolo Catalano, in sesta Andrea Mancini. In settima corsia c'è Carlo Occhiena, il 18enne Carlo Occhiena, ecco, che stupì tutti nell'inverno del 90, fu la rivelazione vincendo i campionati italiani indoor proprio a Torino sui 200 metri, con un tempo di grandissimo valore per la sua età, ma poi vittima in estate di un infortunio muscolare che lo ha bloccato. 11 titoli in questa specialità vinti da Pietro Mennea, il primo nel 71, l'ultimo nell'84, 8 titoli per Berruti, il primo nel 57, l'ultimo nel 68. Tilli invece ha vinto 2 volte, nell'86 e nell'88. Dopo un 89 positivo per Tilli, che è entrato davvero nell'elite internazionale, un 1990 turbato da vari infortuni, con conseguenze anche sulla stagione invernale 1991. Comunque nel 90 Tilli è stato medaglia di bronzo con la staffetta 4% a Spalato e finalista nella prova individuale, quarto dietro Regis, Trabal e Cristi. Partita dunque con Federici, Tirino, Pugioni, Tilli, Catalano, Mancini, Occhiena e Giancarlo Tilli. Stefano Tilli è in testa con Pugioni in seconda posizione, vola verso il traguardo. Tilli incontenibile, si contrae un po' nel finale, comunque è primo in 20:66, un tempo assolutamente Stefano Tilli, molto meglio di quanto lui stesso non si aspettasse. Avevamo detto 20:75, 20:80, invece 20:66, anche qui senza concorrenza, con Pugioni al secondo posto. C'era molta rabbia nella corsa di Stefano Tilli, che aveva cominciato la stagione sui 100 metri correndo a Potenza in 10:46, a Milano nella Pasqua dell'Atleta in 10:49, battuto da Surin. Ora nella specialità a lui più congeniale, i 200 metri, viene fuori bene, viene fuori davvero bene con questo 20:66, e certamente in Coppa Europa può candidarsi a questo punto anche ad una vittoria. Certo, bisognerà vedere l'inglese, chi sarà in squadra, magari Regis, e allora le cose saranno più difficili, però un 20:66 qui può valere davvero un 20:40. Lo auguriamo per Stefano in Coppa Europa. Ricordiamo che 20:40 è proprio il primato personale di Stefano Tilli, ottenuto nell'84. Da allora ci si è avvicinato un paio di volte correndo in 20:41, tra l'altro nel 1989, la sua stagione recente migliore. È primo già all'uscita della curva. È stato cronometrato manualmente 10:03 sui primi 100 metri, che può intendersi tra un 10:50, 10:54 elettrico. Significa che si è confermato il 20:66. I secondi 100 metri sono stati corsi su un tempo attorno a 10 secondi e 10 centesimi, 100 metri logicamente lanciati. E vediamo qui bene l'arrivo con Tilli e Pugioni fuori discussione. Al terzo posto probabilmente c'è